Ad Agrigento domani domenica 13 ottobre in piazza Cavour, come in più di 50 piazze italiane, dalle ore 9 in poi gli istruttori SIMEUP, Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, insegneranno le manovre per la vita in situazioni d'emergenza. Ascoltiamo in proposito il primario di pediatria all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, Giuseppe Gramaglia. Domani mattina in piazza Cavour, a partire dalle ore 9 fino alle ore 18, la pediatria di Agrigento, in concomitanza della SIMEUP nazionale, ha organizzato la cosiddetta giornata Le manovre per salvare una vita, naturalmente in campo pediatrico. Sono le manovre, diciamo, che si fanno in emergenza, urgenza, in corso di arresto cardiaco, di arresto respiratorio, per poi consegnare il paziente, naturalmente un paziente pediatrico da 0 a 14 anni, dalla popolazione civile agli esperti del 118. È una giornata che serve per preparare la popolazione civile all'utilizzo di queste manovre che sarebbero, diciamo, importanti, perché dobbiamo sapere che bastano 5 minuti per salvare una vita, perché l'ossigeno che deve arrivare al cervello, se un bambino è in arresto cardiaco, in arresto respiratorio, attraverso meccanismi dell'RCP, cioè della rianimazione cardiopolmonare, e delle manovre di disostruzione delle vie aeree, per esempio con la manovra di Heimlich, si può cercare di collaborare in attesa che arrivi il 118 con i mezzi avanzati. È una giornata che ci siamo presi a cuore, perché è per la prima volta che Agrigento partecipa a questa manifestazione della Società Italiana di Medicina e Urgenza Pediatrica, è stata condivisa dalla nostra AFPI. Vi aspettiamo numerosi, perché potete voi, popolazione civile, assistere a queste manovre fatte dai pediatri della pediatria di Agrigento e naturalmente attraverso l'utilizzo di manichini, con la collaborazione della Croce Rossa, con la collaborazione del dottor Sandro Bennici, riusciremo sicuramente ad insegnare il primo soccorso a tutti gli utenti laici che possono partecipare a questi corsi di PBLS o di BLS con defibrillatore automatico, che serve a salvare la vita di un bambino in arresto cardiaco e in arresto respiratorio.